Qui siamo all'interno della tenuta dei cervi, è un'azienda silvopastorale di proprietà dell'Istituto Antonio Provolo, che è un istituto religioso. Allora, l'azienda consta di circa 180 ettari di superficie, di questi circa 150 ettari sono costituiti da boschi, poco meno di 7 ettari sono costituiti da castagneti da frutto, che sono superfici che sono state recuperate grazie ai fondi europei, cui si accennava, e la restante superficie, poco meno di 20 ettari, è costituita da prati e pascoli. In questa zona è stato effettuato il primo intervento all'interno dell'azienda utilizzando i fondi europei del PSR. Ed è stato fatto un intervento di recupero di un castagneto da frutto che ormai era abbandonato. Qui all'interno della tenuta ci sono circa una quindicina di ettari di castagneto da frutto che una volta erano coltivati e poi nel tempo sono stati abbandonati. Adesso la castanicoltura è ritornata in auge anche grazie al grosso intervento e lavoro fatto dal Consorzio Castanicoltori, che è presente qui a San Zeno, che ha acquisito anche il riconoscimento DOP europeo, e quindi questa cultura ha cominciato a suscitare un certo interesse. Prima dell'intervento, vedete, i castagni da frutto abbandonati con le piante che sono cresciute in mezzo stanno praticamente deperendo, perché il castagno da frutto è una pianta che ha bisogno di tantissima luce. L'intervento che ha fatto ha ripulito completamente la superficie dalle piante cresciute all'interno e abbiamo effettuato un drastico intervento di potatura. Oltre al recupero dei castagneti da frutto di cui accennavo prima, sono stati fatti altri interventi sulle superfici boschive, sono stati fatti interventi di diradamento all'interno di popolamenti di cerro, castagno e carpino, e sono stati fatti anche interventi all'interno di superfici di conifere molto fitte che necessitavano di essere sfoltite con finalità di antincendio, perché la massa secca all'interno di questi popolamenti cominciava a diventare eccessiva.